La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Siamo alla Tema di Pordenone con Alessandro Pontillo, che è il titolare. Allora, intanto raccontiamo qual è il prodotto che fate. Buongiorno, il prodotto che facciamo qui, noi sostanzialmente siamo un'azienda di conversione, riceviamo dei rotoli di nastro biadesivo da aziende multinazionali molto importanti che ci assegnano a noi la trasformazione di questo materiale. Quindi il materiale, per esempio il nastro biadesivo, che è difficile da individuare perché sta sempre in mezzo a due materiali, ma faccio un esempio: il tasto della lavatrice che ognuno spinge è un sandwich di biadesivo e poliestere, c'è diversi strati per esempio, quindi in quel caso lì noi facciamo il prodotto a dimensione come lo chiede il cliente. Poi è chiaro che abbiamo un'attività anche di commerciale e abbiamo diverse divisioni, ma il core business è proprio quello della trasformazione, che viene fatto nella plant qui di Pordenone e nella plant di Vigonza a Padova, che è un'altra azienda che abbiamo. Siamo divisi in 3 sedi, abbiamo anche una sede a Minerbio in provincia di Bologna. Il numero di dipendenti? Sì, siamo totalmente una realtà da 50 dipendenti e abbiamo diverse figure in somministrazione con l'azienda Men at Work. Ecco, che tipo di fatturato fate? Allora, attualmente negli ultimi 3 anni abbiamo fatto un salto molto importante, siamo passati dagli 8 milioni e mezzo di 2 anni fa ai 10 dell'anno scorso e agli 11 milioni e 3 di quest'anno, quindi la dimensione è questa, fatta di crescita. Poi stiamo trattando anche delle acquisizioni per poter allargare il turnover. Allora, per conoscere meglio la Tema, adesso ci spostiamo in produzione. Signor Pontillo, ci siamo spostati in produzione. Come vi ha aiutato MAV in questi anni a incrementare il vostro business? Noi abbiamo avuto una crescita abbastanza importante in un lasso di tempo breve, quindi abbiamo avuto una ricerca di persone, di figure proprio interne che non avevamo. Responsabile della sicurezza, responsabile del marketing. Quali sono le figure che attualmente state ricercando? La figura nuova che stiamo cercando per noi è il responsabile della programmazione e della produzione, perché stiamo implementando tutto il sistema della programmazione, lo vogliamo completamente rivoluzionare, perché oramai come è strutturato non è sufficiente per la nostra realtà. Proprio per questo stiamo cercando delle figure che abbiano degli skill importanti, conoscenza del mercato, di questo genere di mercato, che sappiano nel dettaglio una distinta base, come viene implementata e come viene proprio anche costruito il sistema che regola la gestione della distinta base e di tutta la produzione. E che rapporto avete di collaborazione con gli istituti tecnici, con le università? Allora, proprio l'anno scorso c'è stata una bella attività fatta da Men at Work, abbiamo apprezzato molto perché è una novità assoluta. Ci hanno praticamente dato la possibilità di presentare la nostra azienda in un istituto tecnico qui in provincia di Pordenone, dove avevamo 100 ragazzi che hanno assistito alla nostra presentazione e alla presentazione di altre aziende, hanno scelto qual era l'azienda per loro più interessante e abbiamo avuto la possibilità di valutare una persona da inserire nel nostro organico con la funzione di manutentore. Questo istituto tecnico aveva proprio la specializzazione della manutenzione, quindi abbiamo preso la persona e il ragazzo è qui con noi, lo stiamo formando e quindi stiamo facendo un percorso di questo tipo per creare una nuova figura di manutenzione interna. Siamo con Faisal Sterbini al magazzino della Tema. Qual è stato il suo percorso in questa azienda? Inizialmente sono stato assunto come operatore interinale tramite la MAV, ho fatto un periodo di 6-7 mesi all'interno della produzione, poi dopo l'azienda ha tenuto opportuno la mia valutazione come persona designata come responsabile del magazzino, ho iniziato il percorso in magazzino. Adesso sono all'incirca 2 anni a questa parte, ecco, grazie agli investimenti da parte dell'azienda è stato fatto molto lavoro, tantissimo lavoro riguardante la formatizzazione di tutto il magazzino, inserendo nuovi gestionali che controllano, ecco, la merce. Grazie allora. Grazie a lei.
La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work.